perché avrò paura che io ne possa anche parlare con qualcuno che sta dall'altra parte e magari non apprezza la mia arte. Allora, visto che stiamo aspettando il corteo che arriverà senza dubbio, io che sono giurato dietro appunto il Montigubbio, chiedo al pubblico che forse non ha apprezzato di far finta di non avermi mai avvistato. Io adesso, imperatore, portatela con lei sulla bella più di una vivanda, la nostra ammirabile ed eccellente Yolanda, che solo nostro Signore ce la manda, che ne sarà contento il sublime ed eterno imperatore, che patito fuori del cuore e per lei da solo amore. Voi non tragitatevi con i vostri applausi corti, applaudite per la regina delle corti. Rulli di tamburi, squilli di chiarine, non c'è mai stata un'altra tra le regine che splendea diventare somma e degna, e senz'altro quanto Federico regna, e porterà in ogni luogo la sua insegna, farà conoscere tutti quanti la sua presenza, dopo che per conosciuto la potenza. Che potranno dare segno alla sua figura, che nel vederla mi si muove tutta la natura. E questo è il corteggio che veloce e lemme l'ha accompagnata dalla lontanissima Gerusalemme. Lei ha portato anche delle reliquie sante che sono contenute proprio qui davanti. È stato il degno ed è stato l'alto degno per Federico nostro, il più grande del regno, uomo d'alta scuola e d'alta cultura, che a ognuno in giro c'era paura. E anche un uomo notaio qui di Sibigne, ovvero il nobile Pier delle Vigne. Federico, erede dei massimi Cesari di Roma, imperatore e re di Sicilia, cessite brindisi Ilia Solis. Per il vostro divertimento che pare arrivi in ogni zona, in ogni luogo del paese, in un modo delicato e anche cortese, uomini ed altri saltimbanchi ed altri che non saranno stanchi, come quella Madamigella sopra il trampolo alto e straordinario, e le sue movenze non mi fanno vivere nel calvario. La sua bellezza è davvero tanta e molta che la rima ancora mi va più sciolta. Guardatela, lei si muove come una cosa.
signora. Fermi, fermi, fermi! dello scorpione e del cancro. I miei cavalli hanno fiamme in croce. Davvero assai di cuore, ma non è il momento, dice l'improvvisatore, di andarcene, perché dopo che mi sono presentato altri qui in mezzo hanno travagliato e quindi adesso io non mi pento di chiamare questa Madonna, che è un gran portento, e di darvi la scaletta, appunto quella perfetta, perché le rime le facciamo improvvisate, ma visto che vi siete divertiti delle ore passate con noi in compagnia, è il momento di presentare tutti quanti, hanno creato l'allegria. E eccoli, e anche la nostra Madonnina tanto veramente nonna Claudia Giorno, Brindisina Doc, con Capitante Coro, e poi ancora la compagnia di Serena.